Non dire niente, la giornata è già cominciata male. C'era un traffico allucinante. Infatti c'è chi parte un'ora prima per evitare ritardi. Comunque, a proposito di traffico, hai pensato alla proposta che ti ho fatto ieri? Ah, sì, la proposta. Io e te al lume di candela. No, caro. Lavoro, ufficio, decisioni da prendere. Hai presente? Sì. Guarda che il Friuli Venezia Giulia e tutto il nord-est sono l'ideale per noi. Sono all'incrocio tra il corridoio 5 e quello Adriatico-Baltico. Sono il ponte tra l'est e l'ovest. Tra Oriente ed Occidente. Popoli, mondi, culture diverse. Qui si parla di investimenti. Senti qua, la fitta rete di infrastrutture di trasporto del nord-est ne fa un hub logistico integrato, in grado di rafforzare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. È un territorio al servizio di un'area molto più vasta, proprio nel cuore della nuova Europa, fino ai mercati dell'estremo oriente. Per continuare a svolgere questo ruolo, determinante per lo sviluppo e la crescita dell'economia, si è deciso di investire risorse e impegno, soprattutto nelle infrastrutture, varando un piano per 2 miliardi e 300 milioni di euro. 2 miliardi e 300 milioni di euro. Sì, hai capito? Sì, vabbè, belle parole. E poi sono io il filosofo. Negli ultimi anni è già stato realizzato il passante di Mestre, conclusa la grande viabilità triestina e ultimata l'autostrada A28 tra Portogruaro e Conegliano. Ed è anche a buon punto la trasformazione in autostrada del raccordo Villette-Gorizia. Poi prevedono la costruzione della terza corsia tra Venezia e Trieste, la realizzazione di rotatorie, raccordi, varianti, per l'adeguamento della viabilità esterna, mettendo così in sicurezza tutta la circolazione. Secondo me ci metto meno io a convincerti a uscire a cena dopo che ci conosciamo da 10 anni che allora a concludere i lavori. E invece no, è proprio qui che ti sbagli. Dal 2008, per accelerare le procedure, è stato nominato dal governo un commissario straordinario. Il presidente Renzo Collo prima e l'assessore Riccardo Riccardi poi. In questo modo si snellisce tutto l'iter burocratico e si accelerano le procedure. Sì, e quanto mi costa questo commissario? Ma nulla. Leggo qui che il commissario delegato, i soggetti attuatori e il responsabile unico hanno rinunciato a percepire un compenso aggiuntivo. Sì, vabbè, ma adesso a che punto sono? A buon punto. Sistema chiuso? Attivo. Monitoraggio trasporto merci pericolose? Fatto. Potenziamento barriera Trieste-Risère? Fatto. Casello di Meolo? Costruito. Villette Gorizia addirittura d'arrivo. Mi arrendo. Riuscireste a convincermi a fare qualunque cosa. E allora apriamo in Friuli Venezia Giulia. E stasera si festeggia? Stasera a cena? Stasera a cena. Arrivederci.